in collaborazione con Da Sasso Morelli, nelle campagne imolesi, il racconto della 29esima edizione della festa del contadino CLAI, tanti appuntamenti tra gastronomia tipica, spettacoli, arte, cultura, ma anche lo sport. E proprio allo sport ci dedicheremo nel corso della puntata con la seconda campestre CLAI, suddivisa nella parte competitiva ma anche nella passeggiata ecologica in mezzo alla natura. Torniamo sul tema della produzione frutticola, in modo particolare delle pere. Ci occuperemo di questo argomento perché è entrata nel vivo la sperimentazione di un insetto killer, di un parassita molto temuto che è la cimice asiatica. Ne parleremo con dei tecnici, vediamo a che punto è la sperimentazione. E noi siamo a Tebano, località faentina, dove c'è la sede del CRPV, Centro Ricerche e Produzioni Vegetali. Siamo qui per capire i nuovi progetti attuati per rispondere alle emergenze dell'agricoltura, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici. 950 referenze nuove, 950 novità in tanti settori, 3 settori che il Sana rappresenta. Sana, 31esima edizione, Salone del Biologico, ma quest'anno anche momento di confronto importante sulle scelte future dell'agricoltura, della sostenibilità, della tutela dell'ambiente, del corretto utilizzo delle risorse, con 2 giorni gli stati generali del bio. Ne parliamo tra poco. Il benvenuto alla nuova puntata di Con i frutti della terra arriva da Sasso Morelli, nelle campagne imolesi, dove torna la festa del contadino CLAI, la cooperativa agricola lavoratori imolesi che proprio qui nel 1962 fondò il suo primo stabilimento produttivo. Una 3 giorni dedicata alla gastronomia tipica, ma anche all'arte, alla cultura e allo sport, con la seconda edizione della campestre CLAI, suddivisa nella parte competitiva e nella passeggiata ecologica. E come vedremo, questa giornata un po' di pioggia, diciamo con un clima non ottimale, non sta certo frenando l'entusiasmo dei runner. Dallo scorso anno la campestre CLAI è entrata a pieno titolo tra le competizioni podistiche del territorio, in collaborazione con Atletica Imola. Quest'anno, nonostante la pioggia, insomma, ci si aspetta comunque molto entusiasmo, molta competizione anche tra gli atleti. Sì, allora l'anno scorso è stato un esperimento, diciamo, che però ha avuto un tale successo che, nonostante la giornata piovosa, purtroppo però i partecipanti alla fine tireremo le somme, ma saranno sicuramente di più rispetto a quelli dell'anno scorso. Già dall'anno scorso la gara è stata omologata come gara federale, quindi dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ed è quindi sul calendario regionale, ed è quindi è diventata da subito una gara importante. Quanti atleti ci sono all'interno della società Atletica Imola? Allora, l'Atletica Imola ha 480 tesserati, un po' di tutte le età, maschi e femmine, e noi facciamo un'attività su tutto il territorio nazionale, perché abbiamo anche degli atleti molto forti che hanno vestito la maglia, la maglia azzurra, quindi tutte le categorie dai 6 anni fino agli 80 anni. E allora sono partiti, seconda campestre CLAI, 12 km per la gara competitiva, ma anche la camminata ecologica, 7 km per passeggiare in mezzo alla natura. Andiamo allora anche a scoprire qualche anticipazione sul tracciato che andranno a percorrere gli atleti e anche coloro che si sono iscritti alla passeggiata ecologica, perché c'è anche la parte non competitiva. Con me Thomas Carrelli, che è socio dipendente CLAI e che è proprio l'ideatore del tracciato. Come è stato studiato il tracciato? Come lo hai ideato, appunto? Principalmente si sviluppa in terreni di CLAI e di tutte le zone limitrofe, che sono stati molto gentili i contadini a darci questa possibilità del luogo. È pianura,
però l'abbiamo resa bellissima attraversando filari, erba, ghiaia, terra. Abbiamo proprio un terreno misto volutamente apposta per rendere la gara molto più interessante, perché sono tutte gare in pianura, comunque sono un po' noiosette. Noi invece abbiamo visto che anche l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro molto positivo e questo fattore di variabilità è piaciuto molto e abbiamo puntato proprio su questo. Quest'anno ancora un po' più lavorata e continueremo sempre in questa direzione. La pioggia sembra che stia calando e quindi speriamo nell'esito della gara. Allora ecco il vincitore Luis Ricciardi, hai staccato il secondo di almeno 2 minuti, sei andato fortissimo sin dall'inizio ma sei riuscito a mantenere il ritmo fino alla fine, complimenti. Grazie mille. Percorso particolare, impegnativo, però ho cercato di tenere dall'inizio alla fine lo stesso ritmo e quando ho visto che dal terzo chilometro ho staccato un po', ho cercato di aumentare ancora un pochino e poi dopo fino alla fine è andata comunque molto bene, quindi comunque mi è piaciuto molto. E il tempo ufficiale? Il tempo ufficiale deve essere sotto i 41 e penso sia anche il record della corsa perché penso che fosse 42,20, quindi penso più di un minuto comunque di record, nonostante comunque le condizioni atmosferiche, quindi direi molto contento. Ma quante volte ti alleni a settimana per avere questi risultati? Allora adesso sto facendo quasi tutti i giorni, magari il giorno prima della gara riposo oppure 2 giorni prima riposo e il giorno prima della gara rifinitura, comunque diciamo 6 su 7 più o meno. Allora prima tra le donne Simona Mascaro, vincitrice anche lo scorso anno, quindi un bellissimo bis. Sì, sono contenta, anche perché è una gara bellissima, organizzata in modo impeccabile e poi in mezzo al verde, un clima ottimale, ha smesso di piovere per fortuna, quindi anche la temperatura ottima, per cui è una gara molto bella. È duro perché una campestre rispetto all'asfalto è molto più dura, però è bello. Ma quanti allenamenti fai a settimana per avere queste performance? Mi alleno poco perché essendo una mamma ho poco tempo, e un paio di volte, 2, massimo 3 volte, però anche perché lo faccio per divertirmi, non sono una professionista, quindi ho il mio lavoro, questo deve essere una cosa piacevole, non un secondo lavoro. Allora Vadim, un bellissimo secondo posto, tu tra l'altro sei non solo runner ma anche dipendente CLAI, sei anche studente, ingegnere, e, insomma quindi è una giornata molto bella anche per la tua prestazione, veramente un tempo stupendo. Assolutamente, sono un ex atleta questa è la prima gara che faccio dopo 3 anni di inattività a livello agonistico, quindi è un gran ritorno e una grossa sorpresa anche per me. Poi oltretutto gioco in casa perché questa è anche l'azienda dove lavoro durante il periodo estivo buona parte dell'anno, in alternanza con lo studio, l'università, questa azienda mi ha permesso di lavorare e studiare allo stesso tempo con un contratto ad hoc, e quindi è una grandissima occasione, una bella esperienza lavorativa che mi hanno offerto da 3 anni a questa parte. Allora, voi avete partecipato alla passeggiata ecologica? Okay. Alla passeggiata. Com'è andata? Siamo andati bene, a parte l'acqua all'inizio subito, però dopo sì, siamo andati benissimo. 7 km si fanno abbastanza bene. Non andiamo forte come quello là, ma... Lei va spesso a fare queste passeggiate, corse non competitive? No, non competitive, però sì, la domenica, il sabato, il giretto lo facciamo sempre, sì. E sin dal suo debutto lo scorso anno la Campestre CLAI è diventata uno degli appuntamenti più attesi della festa del contadino qui a Sasso Morelli. Anche quest'anno, nonostante il tempo non proprio favorevole, tantissimi runner ma anche tanti partecipanti alla passeggiata ecologica e poi anche dei risultati a livello di tempo cronometrico veramente eccellenti. Allora Giovanni Bettini, presidente CLAI, siamo alla soglia del trentennale per la festa, seconda edizione invece per la Campestre, tantissimo successo. Sì, è un successo meritato perché credo che la collaborazione di CLAI con la società atletica Sacmi Avis di Imola sia veramente una collaborazione molto importante che si inserisce nell'ambito delle attività dello sport, della corsa e dell'atletica imolese, ma con un respiro molto ampio. Un percorso molto apprezzato dagli atleti sia agonisti che non agonisti, proprio per la caratteristica di cogliere nella campagna imolese quelli che sono i tratti peculiari di un territorio splendido, veramente curato dal punto di vista ambientale e delle aziende agricole che fanno da contorno a questo percorso. Descriviamo allora alcune delle tappe più significative del percorso.
Beh, la tappa della partenza, il momento della partenza è qui a Villa La Babina, il centro direzionale della cooperativa CLAI. Poi ancora dal punto di vista ambientale lo sviluppo dopo un percorso sul prato, l'arrivo alla viale delle Querce, delle Farnie, della Papotta. Poi il passaggio allo stabilimento, al salmificio CLAI in via Gambellara. Poi si snoda attraverso un percorso che porta al centro di Sasso Morelli con la villa di Morelli, il percorso poi raggiunge di nuovo la campagna dal lato di Sasso Morelli verso il Limolese per ritornare poi a Villa La Babina. Un percorso appunto fatto di i paesaggi dal punto di vista caratteristici che hanno questa peculiarità di essere inseriti nell'ambito agricolo. E poi in questa festa del contadino quali sono gli altri elementi oltre allo sport? Insomma, c'è anche la cultura, c'è una mostra d'arte, ci sono i sapori tipici, cosa si può fare in questi 3 giorni? Sì, è una combinazione di tanti eventi che mettono insieme un elemento unificante, perché l'elemento unificante è il legame con un territorio e questo territorio dal punto di vista storico-ambientale, culturale ha tanto da proporre. In questa combinazione la mostra che si apre il venerdì è il momento centrale perché è la rappresentazione di un percorso che da 26 anni viene proposto sui segni del sacro, della religiosità popolare e contadina, ma di più poi la parte di collaborazione con l'Emilia Romagna Festival, con il grande concerto della vigilia al sabato sera e la domenica una grande festa popolare, una festa dedicata alle famiglie, dedicata ai bambini che in questa mattina appunto con la campestre ha il suo momento, diciamo, un cuore importante che pulsa perché nell'agonismo c'è anche molto da dire nell'aspetto della competitività e nell'aspetto di superare il proprio limite. Ecco. Perciò anche per un'impresa come la CLAI essere davanti, non rimanere indietro.